Poi una ferita, anche se invisibile, resterà aperta per 2 anni. Artueri, quella ferita aveva il nome di Mario Graziano Loddo. Io sono Matteo e vi do il benvenuto sull'Isola in Forma. L'8 gennaio 2023, alle prime luci dell'alba, l'imprenditore Le Sughero, allevatore di 55 anni, fu trovato senza vita davanti al cancello della sua azienda, in località Ghenne-Giunco. 2 fucilate al petto, sparate a bruciapelo, un agguato freddo che non gli lasciò scampo. Per 2 anni in silenzio. Solo il ricordo e la rabbia di una comunità che si chiedeva chi potesse aver fatto una cosa simile. Ora la svolta. 2 uomini, 48 e 51 anni, entrambi dei rotelli e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati. Le accuse sono pesantissime. Parliamo di omicidio volontario in concorso, detenzione, porto abusivo di armi e ricettazione. L'operazione Toro Rotelli Anela ha visto in azione il nucleo investigativo dei Carabinieri Nuoro, lo squadrone riportato cacciatori Sardegna e i militari delle stazioni locali. Secondo gli inquirenti, il movente affonda in forti contrasti tra imprenditori del Sughero della zona e il quadro indiziario, frutto di intercettazioni, rilievi scientifici e decine di testimonianze, avrebbe ricostruito il presunto agguato. Ma dietro questa vicenda c'è anche un'altra domanda. Quanto possono essere profondi i conflitti nascosti dietro un settore che dall'esterno sembra solo un pezzo della nostra identità e della nostra economia? E voi? Pensate che dopo un arresto una comunità possa davvero sentirsi in pace? O la giustizia a volte arriva sempre troppo tardi?